occhi. Questa sera ho un problema di voce, se mi fate un applauso di incoraggiamento. Allora, buonasera a tutti, siamo in piano questo libro di Nicola Semà, il titolo è Le carezze dell'anima, con una bellissima copertina molto cromatica. Allora, che cosa le persone dovrebbero conoscere di te? Persona sei, qual è la tua sensibilità, il tuo stato d'animo, i tuoi sentimenti, qual è il tuo rapporto con gli altri? Tanti mi conoscono già, comunque io sono stato un medico ospedaliero, ho girato in tante parti d'Italia, ho lavorato e vissuto al sud, al nord e ho concluso al centro dell'Italia. Non ho mai fatto libera professione tranne volontariato e quindi ho utilizzato il tempo libero in un altro modo. Diciamo, della mia professione preferisco che siano gli altri a giudicarmi, però mi piace ricordare una definizione che mi ha fatto un signore in una RSA che si chiamava di cognome Boccabella e mi ha definito medico democratico. Molto simpatico. Un altro signore, pure da me sollecitamente curato, una volta mi ha definito, mentre mi salutava: scusi dottore, ma lei è italiano? Gli ho risposto che ero calabrese, ma la domanda era altro. Sono di carattere introverso, di aspetto serioso, come si vede, di animo tormentato, sono di poche parole, mi piace il silenzio, mi piace l'ascolto. Sono di poche parole, ma forse più di difficile eloquio. E mia madre bonariamente mi apostrofava padre silenzio. E aveva ragione. E del volontariato mi piace ricordare soprattutto quello che ho fatto in Africa per alcuni anni, in un villaggio di bambini orfani sieropositivi. Da lì ho anche scritto, diciamo, l'Africa l'ho conosciuta non tanto come turista, quindi l'ho raccontata anche nei miei scritti. Quindi sono pieno di umanità. Sì, almeno così dicono. Da quello che dici sembra di sì. Diciamo che con questo mio carattere mi sono dovuto rifugiare spesso nella scrittura, perché lì mi sentivo più libero per esprimere il mio pensiero, i miei sentimenti, come è capitato con le poesie. Tutte questi scritti in genere, diciamo, a parte ho scritto diari di viaggio nei miei diversi viaggi nella mia vita, li ho scritti e anche il blog che facevo dall'Africa e sono pubblicati su siti internet. Però gli altri scritti, diciamo, dei racconti, 2 anni fa ho fatto un libro e l'ho fatto come bomboniera del mio matrimonio con Isabella. E invece le poesie rimanevano le poesie e quindi, diciamo, a un certo punto ho avuto forse il bisogno di farmi conoscere dai miei familiari e dagli amici per un aspetto che non si era mai manifestato. E, diciamo poi che altro? Mi piace leggere, mi piace la musica classica e poi sono stato capace di recitare in teatro. Dov'è Cesare? Grazie a Cesare, sotto la guida di Cesare. Cosa hai recitato? Ho recitato, visto il mio aspetto serioso, ho recitato in commedie comiche brillanti. Assomiglia a Pirandello. Sì, però facevo i personaggi molto bene dell'anziano rincoglionito. Erano i personaggi cercatori. Benissimo. Allora, quindi hai un po' descritto la tua fisionomia, il tuo modo di essere, la tua spiritualità, i tuoi sentimenti.
se tu stessi su un'isola deserta, quali libro vorresti? Cioè, quali libri ti piacerebbe avere con te? Ma a me è sempre piaciuto leggere, quindi potrei fare diversi nomi di autori, di libri, di romanzi. Diciamo che il primo libro, i primi libri sarebbero la Bibbia e il Vangelo. E Laudato Si, l'enciclica del Papa recente, quello sull'ambiente. Poi Siddhartha di Hermann Hesse. Poi Se questo è un uomo di Primo Levi. La banalità del male di Hannah Arendt. Potrei dire ancora Il Piccolo Principe, potrei dire i romanzi di Orwell, Cecità di Saramago, poi mi piacciono gli autori russi, Dostoevsky, Tolstoi, Guerra e Pace, insomma. Poi ce l'ho ancora a casa, ma da leggere La ricerca di Proust. Poi un libro di storia. I libri di storia devono essere sempre presenti. E poi i gialli e un Maigret, e poi dei poeti, Leopardi, non dovrebbe mancare, Aldamerini e Neruda, mi piace molto. Un applauso. Mi piacciono tutte queste cose che detto lui, è un po' difficile, però la speranza è che non morire, speriamo. Poi non farei mancare nemmeno un topolino. Bravo. Allora, perché dovrebbero comprare il tuo libro e soprattutto perché dovrebbero leggerlo? Cioè, se tu dovessi dare un'indicazione ad una persona che ti dice voglio comprare un libro, ci guarda, compra il mio, perché? Allora, intanto chi si interessa di poesie potrebbe farlo per curiosità, sia per curiosità verso le poesie stesse o per curiosità per me che le ho scritte. Quelli che mi conoscono potrebbero chiedersi come mai Nicola ha scritto poesie, e allora questo sarebbe un motivo. Però forse leggendole poi si potrebbe apprezzare la semplicità immediata, espressiva immediata dei sentimenti. Lo ripeto, semplicità espressiva immediata dei sentimenti. Cioè mettere su carta se stessi sì, è quello che si prova. Le poesie la maggior parte sono brevi, sono emozioni istantanee, trascritte immediatamente. Poi magari qualcuna, quelle più lunghe, le ho elaborate, però in genere sono trascritte subito per non perdere l'emozione del momento. Quindi mi aspetto che già qualche apprezzamento l'ho ricevuto da quelli che l'hanno comprato in Calabria, però naturalmente sono sempre i lettori quelli che poi definiscono, danno una valutazione reale dell'opera che io presento. Certo che a me per adesso mi basta la valutazione che mi ha dato l'editore Marco e la prefazione eccellente di Cesare, su cui poi dirà qualche cosa. Allora, cosa volevi fare da piccolo e cosa vuoi fare da grande? Sì, da piccolo ti capitava di mettere su carta i pensieri, non in poesia ovviamente, ma in filastrocca come fanno i bambini? No, da bambino no, non scrivevo. Ai miei tempi, non lo so, si faceva la scuola elementare, forse potrei ricordare di più l'attività sportiva che faceva il mio maestro. Tra l'altro vorrei ricordare il mio maestro che ancora vive e che purtroppo è proprio da pochi giorni è in ospedale e in condizioni molto serie. Con lui ho un rapporto quasi filiale, si può dire, più che da alunno. Cioè ti ha dato molto, ti ha aiutato moltissimo, no? A capire. Diciamo che a lui sono grato per la scuola che mi ha dato, perché gli riconosco sempre che mi ha insegnato a leggere e a scrivere anche.
Poi da piccolo praticamente la mia vita è stata condizionata in un altro modo. Cioè io avevo uno zio prete e essendo il primo figlio della famiglia è come se fossi stato destinato a raccogliere l'eredità di mio zio. Quindi sono entrato dalla prima media in seminario, oltre che facevo il chierichetto già all'età di 5 anni, credo. Quindi sono entrato in seminario e ho percorso lunghi anni in seminario, diciamo con relativa convinzione, perché ragazzo, un adolescente, insomma, erano tempi, gli anni 50, gli anni 60, i primi anni 60. Ancora non era venuto il 68. Infatti, quando è venuto il 67-68, io sono andato in crisi in seminario e ho fatto in tempo a uscire per cominciare a studiare e diventare medico. I tuoi pazienti sono contentissimi. Insomma, sì. Però diciamo che adesso non è che io ho fatto il medico, ho fatto la scuola, il seminario, non vorrei rimuovere nulla di questo mio passato. Però se dovessi tornare indietro, siccome mio padre suonava in una banda, se mi avesse insegnato a suonare il clarinetto, forse avrei passato tutta la mia vita a suonare in un'orchestra in maniera... Mi piaceva molto la musica e mi piace... Ognuno i suoi impianti, l'importante è aver vissuto bene, poi sì. l'impianto rimane là. Sì, sì, sì. A proposito di musica, diamo il là. A proposito di clarinetto, dovete sapere che Nicola è un valente suonatore di clarinetto a pedale. A pedale. Era la prima commedia, come si rapiva una banca, io dovevo finanziare il mio, insomma, altro protagonista che aveva un clarinetto a pedale. Aveva inventato. Aveva inventato, sì. La commedia di Sami Fayyad, che è un autore che sembra chissà che, ma è napoletano in realtà. È una commedia napoletana divertentissima. Parla di una famiglia poverissima che così si inventa di rapinare una banca per svoltare. Prego. Maestro. Sotto le stelle che brillano a mille lassù, cosa serata incantevole, già manchi solo che tu dormi in un pensiero spasimo che sto provando qua giù. Ma come puoi dormire con st'aria imbalsamata, tesoro che è a sentire sta bella serenata? Te voglio far sapere quello che sei per me. Sei la gioia, la vita, l'amore, sto cuore sospira per te. Amore, tu che la cullogni mentre che sta sospirando, bacela in bocca e baciandola cerca di farla svegliare. E mio quel bacio e sussurra
e me lo vengi a ridare. Ma come puoi dormire con st'aria imbalsamata, tesoro mia sentì sta bella inserata, e voglio far sapere quello che sei per me. Sei la gioia, la vita, l'amore, e sto cuore sospira per te. Sei la gioia, la vita, l'amore, e sto cuore sospira per te. Allora, perché hai scritto 73 poesie? Cioè, in realtà tutte quante, ce n'era qualcuna sulle quali avresti voluto togliere, poi rimetterla, ce n'è qualcuna che non hai inserito nella raccolta e che invece magari metterai nelle raccolte successive. Come ti sei ritrovato a scrivere? E se hai delle rituali, delle formalità nel pensarle, nel mettere su carta, anche nel correggere. Allora, le poesie che ho scritto, che ho sul computer, sono molte di più. Ci sono quelle giovanili che ancora non ho preso in considerazione, quelle degli anni universitari, diciamo. Quelli per adesso stanno ancora, forse, per iscritto nei fogli di carta. Nei quaderni di un tempo. Invece queste più recenti, diciamo, da adulto, dal 2000 in poi, dal 2006 in poi, sono di più. Però quando le ho selezionate per un'eventuale pubblicazione erano 74. Allora ho detto io ho 73 anni, ne tolgo una e facciamo 73. E diciamo quella che ho tolto non era delle migliori, insomma, hai lasciato. No, era sì. Ma senti, le tue poesie. Poi, le poesie, come ho già detto, anticipato prima, sono emozioni immediate e subito trascritte. Diciamo che mi capitava di trascriverle sul cellulare, mentre mi trovavo in qualsiasi posto, situazione, mi veniva un'idea, una parola, poteva essere un titolo, poteva essere una frase, e io la scrivevo subito. Se non avevo una carta, la scrivevo anche sul cellulare. Poi alcune che sono brevi restavano così, altre venivano rilette e rielaborate, le più lunghe. Però la particolarità che riconosco in queste poesie, e anche mi viene riconosciuta dalla prefazione di Cesare, è il coinvolgimento degli elementi naturali, della natura, che per me sono stati uno stimolo, un'atmosfera e un accompagnamento durante le emozioni provate. Quindi ci sono poesie d'alba, sì, ci sono tutte collegate a fenomeni naturali. Tutti fenomeni naturali, ci sono il mare, la pioggia, la neve, i lampi, la tempesta, l'alba, il tramonto, l'arcobaleno, le stelle, gli alberi, i fiori, le pietre. Non sono casuali, sono stati uno stimolo e un'atmosfera in cui sono nate poi le poesie. Quindi io le ho definite una compenetrazione di sentimenti con la natura. Quindi
È importante questo concetto leggendo tutte le poesie. Poi al momento della selezione le ho rilette più volte e alla fine ho deciso di ordinarle in un modo che potessero raccontare una storia d'amore, con un inizio e una fine, una conclusione. Quindi c'è un susseguirsi di sentimenti all'inizio gioiosi e poi man mano diventano sentimenti di tristezza, di disillusione, di tormento, di rimpianto, però alla fine c'è anche una promessa. L'ultima si chiama promessa. Posso leggerla? Sì. Ti incontrerò ancora nel mio sogno infinito, quando l'addio chiuderà i nostri giorni insieme. Ricorderai il mio nome, un'ombra resterò sotto il tuo cielo, viva o distante, chissà, il tuo cielo sempre accogliente. Si incroceranno pensieri mai spenti nell'altrove di sguardi e parole, testimoni attenti di una promessa nascosta, ultimo regalo sulla soglia di un remoto volo. In realtà si può mettere tutto. In questa poesia c'è tutto, ci sono i sentimenti, c'è una storia, c'è un futuro, c'è un presente, c'è un rimpianto ma una speranza. Ecco, una poesia di 10 versi, mentre la leggi, è una cosa bellissima. Scusami, ma veramente mi ha emozionato. Allora, spiegaci il significato della raccolta e l'abbinamento arte e poesia, perché appunto ci sono le immagini che sono dei quadri, che sono quadri non tuoi. No. Allora, ho coinvolto 2 amiche pittrici di Acqua Pendente, con cui ho condiviso, insomma, la vita in Acqua Pendente. Era il teatro, c'era l'ospedale, sì, c'era il teatro, ma c'erano anche amicizie all'esterno. Eravamo un gruppo di amici che ci ritrovavamo in diverse occasioni. E in particolare queste 2, che sono Giulietta e Rossella, che dovevano essere qui anche oggi, però una per impegni familiari a disdetto e l'altra per motivi di salute. Quindi, ci sono un sacco di persone proprio non abbiamo, con il cuore avrebbero portato anche 2 quadri ciascuno. Ad ogni modo, le ho coinvolte. Già nel primo libro dei racconti avevo coinvolto Rossella, sia nelle copertine anche all'interno. Cioè mi piace l'idea di associare immagini con le parole, perché a volte le immagini rappresentano anche gli stessi elementi della natura che vengono richiamati nelle poesie. E quindi, diciamo, allora, a questo proposito vorrei spiegare un pochettino l'immagine della copertina che voi vedete, che all'inizio ha fatto un po', era perplesso Marco, l'editore, dice ma questo cuore tagliato, allora per capire questa immagine del cuore tagliato ho chiesto a Giulietta, dimmi che significato è questo cuore tagliato, e mi ha detto il cuore non è tagliato, ma è così grande che non entra nel foglio. Che bello, che bello. E di questi tempi, cuori così grandi, non sempre lontani, mi piacere gli altri. Mi è piaciuto, poi è piaciuto anche a Marco e l'ha confermato, insomma. È un cuore così grande. Lei l'ha definito terra primordiale, perché all'interno del cuore ci sono elementi della natura, ci può essere un fiore, non so, anche altro. Insomma. Ci sono degli oggetti che richiamano la madre terra, la natura nostra di cui siamo. Dovrei anche leggere un messaggio che mi ha mandato, ce l'ho sul cellulare, che mi ha dato Rossella. La legge.
Anita, si presenti. Allora, qual è che hai scelto? Quali vuoi? Una cosa. Questa no. Questo qui è per me palisò. Sì, no. Io ho scelto, dunque Nicola me ne ha suggerite 5, io ne ho scelte 3, erano quelle che mi sentivano più vicine. Questa è Liberamente. Malinconica notte senza te, come un viaggio senza meta, come un dolore incompreso, come un amico assente, come nessuno che ti cerca, come un viso trascurato, come vederti a occhi chiusi e non toccarti. Non passa mai questo buio vuoto, non trova pace il desiderio, sta lontano il riposo dell'anima che cerca te, distante il sogno che vorrei. Alzati queste notti, da questo letto che imprigiona, lascia libera la mente che solo a lei appartiene. Un'altra. Ci delizi. Allora, sì, ce ne sono due quelle. Questa. Allora, sì. Ho scelto inoltre Distacco virtuale. Lascerò qui il pensiero quando altra terra accoglierai i miei passi. Ombra discreta, sarò al tuo fianco vivo e vitale, come tu mi hai reso nelle ore insieme. Perenne legame profondo come il mare che ci separerà. Non taglierai il cielo un filo d'intesa, pur lontano, se all'estremo legherai una farfalla amica. Allora, le tre che ho scelto, allora magari te li do, aspetta, è meglio se vuoi che te li dopo. Sì, ditemi voi. Ti richiamo, sì, perché io sono qui. Interballare con la tua voce meravigliosa, il tuo modo di esporre è fantastico. Quindi... Vi voglio leggere il pensiero che mi ha inviato Rossella sulla Carezze dell'anima. Il tempo per ripensare a quello che ci è successo nella giornata è un momento prezioso che ci riconnette al profondo di noi stessi e libera il pensiero in mille rimandi alle esperienze, ai ricordi, e cercando di fare una sintesi di cosa abbiamo vissuto, avvertiamo un bisogno di restituzione che ci avvicina al mondo del simbolico, che vuole poche parole precise per descrivere quel sentimento. Succede a chi scrive e succede a chi disegna e distribuisce colori. Un lavoro quotidiano di ricostruzione, un processo di sintesi personale, simbolico, universale. Nel libro di Nicola Samà, Le carezze dell'anima, spero che i nostri linguaggi si siano un poco avvicinati e che questo incontro abbia giovato ad entrambi. È stato un dono per me e spero anche per il lettore. Rossella Di Clemente. Dopo che la tua amica ci ha spiegato il significato della raccolta, spiegacelo tu. A mettere su carta le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue emozioni, hai trovato difficoltà nel farlo? Ma praticamente ho già detto che è difficile dire se queste poesie rispecchiano una storia veramente vissuta o una storia immaginaria. Forse non è importante per il lettore, però è chiaro che sono state emozioni immediate, trascritte nel momento in cui le vivevo. Non era un'elaborazione così
a tavolino. Razionale. Non era razionale, erano immediate. Tant'è vero perché la maggior parte rimangono proprio brevi, perché l'emozione in quel momento era breve e si poteva definire con poche parole. Quelle più lunghe forse sono state rielaborate, rilette più volte. Ecco, a proposito di questo, allora ogni scrittore in generale, ma il poeta a maggior ragione, ha un suo modo di scrivere. Allora c'è chi scrive di getto, c'è chi scrive e poi ricorregge, c'è chi scrive e cancella quello che ha scritto. Ecco, tu in realtà qual è il tuo modo, o al limite un altro rispetto a quello che ho detto io? Cioè, quando descrivi, è un'emozione che hai dentro, è un ricordo? In genere la maggior parte sono rimaste tale e quale le ho scritte al momento. Diciamo qualche piccola elaborazione è stata fatta in seguito, magari rileggendola più volte a distanza, però forse le ultime rifiniture le ho dovute fare, le ho volute fare al momento in cui ho deciso per la pubblicazione. Quindi ho cercato di affinare, di eliminare qualche virgola, di aggiungerla. Certo, insomma. lei che si fa, perché sì, però, nel momento che si scrive di getto. Sì, non ho un rituale Esatto, preciso, no. Esatto. Insomma, cioè, in generale anche lo scrittore di prosa, quando scrive butta giù, poi ha necessità di rileggere, di rielaborare, e in quel caso si deve mettere nei panni del lettore, perché è evidente che per lui è tutto chiaro, lui l'ha letto, l'ha vissuto quando si tratta di romanzi, o l'ha emotivamente sentito se si tratta di poesia. Il lettore quando legge ha bisogno di capire, e quindi deve essere il più possibile vicino al lettore. È una cosa bellissima questa sintonia. Tu la senti la sintonia con il lettore? Io spero di sì. No, se la senti tu, cioè nel momento in cui scrivi, pensi mai al lettore? Perché questa è una cosa, voglio dire, io ho fatto credo 300.000 presentazioni e ognuno mi ha sempre risposto in maniera diversa. O non c'è stato uno che mi ha detto la stessa cosa. Quindi mi fa piacere sapere da te. Ma io spero che riesca a immedesimarsi, però secondo me dipende anche se il lettore conosce me, conosce come sono fatto, conosce che sono capace di esprimere questi sentimenti, magari li apprezza in un modo. Il lettore normale, il lettore normale non saprei, deve avere lui una sensibilità particolare per le poesie, che sono poesie d'amore queste qui, di amore, di passione, si capisce, no? Quindi dipende più dal lettore che da me. Cioè, diciamo che 10 lettori diversi che leggono, ognuno rivede in quella cosa una cosa diversa, sì. Non come noi anche quegli altri. Certamente. È una cosa normalissima. La rielaborazione mi è capitato più per i racconti, quando ho scritto racconti, anche se pure questi racconti sono stati scritti di getto, però poi li ho rivisti più volte. Lì è diverso sui racconti, ma sulle poesie, almeno su queste mie poesie... anche per racconti? Non qui. Sì, no, qui no. C'è un altro libro dove hai scritto racconti, racconti leggeri. Sì, racconti leggeri. E l'ho presentato come bomboniera al mio matrimonio, questo libro, l'ho regalato. E i racconti si capisce che devono essere rielaborati più volte, perché lì bisogna raccontare una storia, poi insomma anche dal punto di vista della poesia. La poesia, questa qui è di getto, quindi alcune non le ho proprio dovute modificare, sono rimaste così come sono nate. La scrittura per te è un'esigenza, è un hobby, è una distrazione, è un momento per pensare ad altro rispetto ai problemi che sfortunatamente abbiamo tutti nel corso della giornata. Cioè, che cos'è? Che contatto c'è per te la poesia? Allora, un poco rispecchia il mio carattere che è introverso, quindi diciamo è più disposto per la meditazione, per la riflessione,
anche la solitudine non mi spaventa, il silenzio non mi spaventa, e in quei momenti che magari l'espressione che io voglio dare a un'emozione, a un sentimento, si trasforma in parole, in versi. Quindi, diciamo, è nata anche perché, diciamo, essendo medico, con una professione scientifica, prevalentemente scientifica, però molto impegnata, però avevo il mio tempo libero, come ho detto prima, non avevo altri impegni al di fuori, quindi avevo la possibilità di rendere la scrittura come un diversivo, cioè mi divertivo, così ho scritto i diari, ho scritto i racconti, anche le poesie. Però adesso, più che un'esigenza, è diventata un'opportunità, perché a un certo punto, a quest'età, 73 anni, ho detto io, sì, mi sono detto, se non le faccio conoscere ora, tra poco io me ne vado, resteranno sul computer per sempre, soltanto per mia figlia che ha la password del mio computer. E allora ho detto io, provo a presentarle a qualcuno. L'ho presentati a Marco, prima a Cesare, mi hanno dato una valutazione abbastanza simile e le ho pubblicate. Ora sta a voi lettori di dire se vale la pena o non vale, se è fatto bene o no. Allora, ci sono medici che abbiamo che scrivono poesie, conosciamo medici? Un sacco di medici che scrivono, un sacco di ingegneri che scrivono. Ingegneri e medici sono le categorie più prolifiche dello stesso. professionisti. Ma anche poesia? No, io faccio. Ingegneri scrive poesia è da rinchiudere. No, lascia perdere questa battuta del piccolo, ma effettivamente io ingegneri che scrivono poesia non mai. Comunque ho fatto il liceo classico. Ingegneri che dipingono sì, perché questi due, Oscar Wilde Baudelaire, l'ha fatto mio figlio che è ingegnere, quindi gli ingegneri che dipingono. Perché di solito gli ingegneri allora, vogliamo leggere una poesia? Sì, leggiamo la lei. Allora, questa si intitola Lampi di luce. Vediamo la proiezione da quella parte, vediamo. Lampi di luce. Un'alba o un tramonto, una notte di stelle e di luna sul deserto che amai, un raggio di sole che s'apre tra i rami o accarezza un fiore, lo specchio limpido d'un lago sui monti, l'abbaglio accecante di neve candida, cos'hanno di più del lampo di luce dei tuoi occhi? Nulla vorrei rubarti, lo sguardo sì. Allora, ce n'è uno qua. Se si brava che ci dovresti leggere tutte, se no che la stasera non è casa. Troppo buoni. Sei sincero. Questa si intitola Tu. Semplice, molto breve anche il titolo. Cos'è il tempo quando ti desidero? Cos'è il tempo quando corro da te? Cos'è il tempo quando a te resto abbracciato? Cos'è il tempo quando le tue labbra sfiorano le mie? Cos'è il tempo in quell'ultimo sguardo che non è un addio? Sei tu, il tempo mio.
scesi in fondo, chiamerei di nuovo il meraviglioso cantante. Dolcissimus. Che per caso conosci Merueno? Sì, ma non so se hanno visto. No, perché io la canto le mie parole. Ecco. Se mi conosceva Merueno, Si può fare del copyright, mamma. stai zitto. Le conosci Merueno? Non dica di no, per favore. No, dice di no, per favore. Non dica di no. Ah, non dica di no. No, lasciatevi perdere, gli uomini sono a casa. Quanta pena stasera c'è sul fiume che fiocca così. Disgraziato chi sogna e chi spera, tutti al mondo dovemo soffrire. Sì, c'è l'anima che cerca la pace, a trovarla soltanto è qui. Il mare Carolo va controcorrente, e quando canta l'eco risente. Sì, è vero fiume che tu dai la pace, fiume affatato fammela trovare. Più d'un mese è passato da quel giorno che dissi di te, quest'amore oramai tramontato, ma rispose lo vedo su da me. Sospirò, poi mi disse addio cuore, io però non me scordo di te. Gli corsi appresso, ma nulla rivai. La cerco ancora e non la trovo mai. Sì, è vero fiume che tu dai la pace, fiume affatato fammela trovare. Proprio incontro al battello vedo un'ombra che fiorta e via qua, riaffonna, c'è fare un mulinello, poi riaffonna, riassomma più in là. A correre è la donna affogata, poverina, penava chissà, la luna di lassù fa capoccella, rischiare il viso de Ninetta bella. Cercava pace, io gliel'ho negata. Fiume boiaccia gliel'hai data tu. La boiaccia fiume, fiume boiaccia gliel'hai data tu. È scappato? No. Ho sempre paura che mi menino. Assolutamente no. Niente, io ho seguito la presentazione. Sì. Su questo libro. Quando si scrive la presentazione è una cosa importantissima, perché di solito la presentazione dà l'inizio, e quindi è un po'
un preambolo di quello che poi uno leggerà dopo. Cosa hai provato, e sappiamo cosa hai scritto nel leggere il libro, e ti è venuto spontaneo scrivere le parole di scritto? No, ma in realtà c'è un antefatto, perché Nicola, non mi ricordo se fu una telefonata o un messaggio, email, dove mi diceva che aveva intenzione di scrivere, di pubblicare un libro di poesia. Il mio primo pensiero è stato che un altro, perché insomma, francamente, di libri di poesie inutili è pieno il mondo. Però Nicola è un caro amico, non è che potevo dire, ma Nicola, pensaci bene. Quindi ho letto le poesie. Ho cambiato opinione in realtà quando mi sono imbattuto nelle poesie che rispecchiavano, che facevano combaciare uno stato d'animo con un paesaggio. Io sono stato ospite di Nicola in Calabria per alcuni giorni negli anni e nelle sue poesie ho ritrovato il paesaggio calabrese. Più precisamente, alcune cose del paesaggio calabrese, e cioè il blu del mare, essenzialmente, ma anche del cielo, e il verde. Poi l'odore della cipolla, vabbè, ma insomma... E questa cosa non mi ha colpito, mi ha commosso. E quindi questa è stata poi la scintilla che ha fatto sì che, insomma, mi venisse da scrivere quelle cose. E addirittura poi ho ringraziato Nicola di questa... Cioè, partire da un pregiudizio per arrivare a un ringraziamento credo che sia una cosa difficile, insomma, no? da trovare. Un applauso. Sì. E la poesia è pensiero. Bosco di nebbie e neve, alberi nudi e neri, rami che vibrano al vento. Figure di fantasmi si aggirano in un fascino d'inverno. Non una luce, ma un lampo sfolgorante, un pensiero per te. C'è anche da vedere l'amore, ci sono anche sentimenti, quindi non è soltanto un discorso di flash. Cosa hai provato nel leggere? Ma l'ho detto, insomma, Sì, soprattutto no, quelle... immediato. Perché io mi sento piuttosto razionale come persona, non sbaglio. Io? Sì. No, non credo. Anzi, non si conosce. direi il contrario. Ecco. Invece, altrimenti non così, potrei cantare. Non sì, potrei però fare come quelle anche cose. la clown, Sembro cattivo. No, io assolutamente, anzi. Ma mozzico pure, guarda. Adesso lo sai dire, non sei cattivo, lui diceva cattivo. Io dicevo imponente, insomma. Austero, brava. Si vede. È un bell'uomo. Non lo dice mai. Io deciso subito. E come vi conoscete? Domanda indiscreta, ma Io sono stato allievo suo alla compagnia del teatro amatoriale, all'Acqua Pendente. perché lui ha una scuola quindi di teatro. Ce l'ha a Roma adesso, a quei tempi. Quindi adesso a Roma ha una scuola di teatro. Sì. Io e Anita abbiamo una scuola di teatro. Bellissimo. Conoscete i Procaccini per caso? No. Diciamo, c'è la diretta. No, per lui fa... Se ci sono domande al pubblico. Ma scusate, ma la prefazione la puoi leggere? Io non l'ho letta ancora. La domanda? Non la può leggere? La leggi tu? No, praticamente l'ho raccontata. È quella. È quella. Perché ancora non l'ho letta. E stasera, prima di dormire. Diciamo soltanto alla fine. Insomma, alla fine ho ringraziato Nicola per il regalo dei suoi versi e per il coraggio di pubblicarli, arricchiti peraltro dalle illustrazioni di Giulietta Bottarini, che è
Non c'è. Ah, il Dio Stella di Clemente, che non c'è. Partire da un pregiudizio e arrivare a un ringraziamento non è cosa di Bravo, cioè, bravo. Che bello, Ci sono domande? Ci sono domande del pubblico? Qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Allora ringraziamo l'autore. E a quando il prossimo libro? Ci sono le poesie dei giovanili. Ma il romanzo? L'idea di scrivere un romanzo? Sto scrivendo. Allora, perché poi fanno sempre così gli scrittori. Non lo dicono, se lo tengono nel cassetto, poi a un certo punto lo tirano fuori, ecco il romanzo è pronto. Ci sono tanti scritti sul computer, però già i miei diari di viaggio, che sono interessanti, sono sui siti internet, me li hanno pubblicati su siti internet. E anche il blog che scrivevo dal Kenya era un documento quasi quotidiano di quello che avveniva con i ragazzi in quel villaggio. Quindi ho vissuto l'Africa proprio non come turista, insomma, come africano. E poi i racconti sono nati così, anche le poesie rispecchiano un pochettino il mio animo sensibile. Assolutamente sì. Allora, una cosa ultima, comprate il libro, comperatene più di una copia, ve li mettete nel cassetto e poi arriva il compleanno dell'amico, del vicino di casa, del compagno, del dirigente, del collega d'ufficio e regalate, a prescindere da questo, non so che cosa, però regalate i libri, perché regalare i libri è una delle cose più belle che ci possa essere. Vuol dire proprio legare l'autore, il lettore, è bello. Quindi questi libri che sono libri comprati. Non so se per voi. Volete sentire My Way? No, non me lo dite. Scusate però perché sennò poi il copyright Sì.